Allevare in modo sostenibile è possibile grazie a soluzioni agronomiche più innovative, ricerche e collaborazioni come il progetto Low Emission Meat tra gli attori la Stalla Sociale di Monastier, la Regione del Veneto e l'Università di Padova. Oggi stiamo presentando un progetto che è partito appunto 5 anni fa, dove le minime lavorazioni sta a significare, come abbiamo sentito prima, meno evaporazione dell'acqua ma anche meno consumo del gasolio. Abbiamo sviluppato attenzione per il benessere degli animali, ma non solo, un'alimentazione molto attenta, l'acqua. Ecco, tutte queste attenzioni fa sì che abbiamo buoni risultati spendendo anche meno. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo collaborato assieme all'Università di Padova, da sempre dico l'innovazione e la ricerca ci porta a fare qualche passo in avanti. Obiettivo del progetto è abbassare le emissioni prodotte dall'allevamento di carne bovina, un risultato ottenuto grazie ad un lavoro sinergico e ad una forte attenzione per tutte le fasi dell'allevamento. Grazie alla sinergia tra la Regione Veneto, l'Università, la Stalla Sociale, qui ringrazio in particolare Scomparini e tutte le persone che lavorano all'interno di questo progetto che ci permette di continuare ad avere attenzione al mondo zootecnico facendo attenzione al benessere animale e soprattutto a ridurre l'effetto serra. In Veneto questo si fa, si può fare e quindi noi siamo fiduciosi nel far sì che questa nostra zootecnia, questa produzione sia di carne, di animali da carne che da latte possa continuare nella nostra regione rispettando anche quelli che sono le indicazioni a livello di Commissione europea. Un progetto con obiettivi chiari sia per gli animali che per la società. Vuole trovare un sistema di produzione che sia più sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi dare delle indicazioni pratiche, dei protocolli di lavoro agli allevatori per arrivare a una riduzione delle emissioni per chilo di carne. Quindi Stalla Sociale Monastiere è coinvolta in due fasi, in due parti del progetto, una parte più agronomica di campo che è quella che stiamo sviluppando, discutendo questa mattina, e una parte anche più zootecnica, quindi più legata alla fase di stalla e agli animali.